C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati in un nuovo appuntamento con C'entro anch'io aspettando Sanremo. La canzone di oggi che canteremo, proveremo a cantare sia nella lingua italiana che nel nostro dialetto è la canzone che si classificò prima nell'edizione dell'anno scorso, del 2023, Marco Mengoni, Due vite. Ve la riproponiamo brevemente, poi vediamo come vanno le nostre cose. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi e dove sarai, dove vai quando la vita poi esagera, tutte le corse, gli schiaffi e gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite. Ed eccolo qui Marco Mengoni, Due vite, il primo posto del festival dello scorso anno, e oggi siamo in compagnia di Sandra, sì. Ben trovata, grazie per essere con noi in una location, in una sede prestigiosa, bella, elegante, raffinata come quella di Ottica Renzo in via Aldomoro numero 32 a Brescia. Certo. Guarda che bellezza, guarda che esposizione, lo so, la conosco bene. Che varietà di cose, venitelo a trovare. Vabbè, noi si canta ora, proviamo. Tu te la cavi un po' col canto? Diciamo di sì, dai, qualcosina. Sandra, più col canto o più col dialetto? Entrambi? Entrambi, più col dialetto, dai. Sì? Sì, sempre col dialetto. Sì, quando parli in dialetto tu? Sempre o solo quando sei arrabbiata? Che di solito... Quando sono arrabbiatissima il dialetto. Ah. E poi, no, dipende con chi parlo. Se parlo con qualcuno che parla solo l'italiano, parlo l'italiano, ma se c'è qualcuno che parla il dialetto mi piace parlare il dialetto. Di che ti occupi, Sandra, tu? Io faccio la babysitter. La babysitter, sì. Che bello, sì. Guardala. Vabbè, sì. Insomma, è un lavoro abbastanza impegnativo, sì. credo. Sì. Allora, proviamo a ricantarla. Proviamo. Non dico ai livelli suoi che vincitore del festival, però ci proviamo in modo amichevole e simpatico. Ok. Io vengo presso te. Va bene. Perché non è che sono molto... Ma neanche io. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Sandra Benone, brava, brava. Oh, sei clienti. C'è una cliente, vuole applaudire ben volentieri. Siamo in famiglia. Okay. Ora la parte più difficile, in dialetto. Vediamo come l'avrebbe cantata Marco Mengoni se fosse stato bresciano o comunque in dialetto bresciano. Ok, indicativamente. va bene. Sandra, proviamo prima a leggerla. Sì. Se questa è l'ultima canzone. Ultima, vedi che ci solleva ultimo. Brava, ultimo. Ultimo. Di dove sei, Sandra? Castelmella. Me l'hai già detto forse, perdonami. E dopo la luna la scioparà. Esploderà. La sciopo, la luna la sciopo. Vai. Sarò le adit che taghet canat. Che è sbagliato. No, però che sbagli. Che sbagli? Che tacanet. Sì. Che tacanet e tal sì, perché ti sbagli e lo sai. Quindi tacanet e tal set. Insomma. Esatto. Che Rio mio la musica. Oh, brava, esatto, perché qui non arriva la musica. Che la Rio mia. Ria mia la musica. Dai, prego. Sandra, mamma mia che bellezza. Proviamo? Dai. Vai, fai tutto tu. Se questa è l'ultima canzone e dopo la luna la scioperà, sarò le a di che tacanet e tal set, che Rio mio la musica. Diciamo che Mengoni l'avrebbe fatta meglio. Però a me la lacrimuccia un pochetto è scesa. Sì, dici? Sai Sandra che un po' mi hai fatto commuovere, mi pare. Bene. Dai, un'altra volta che sei forte. Allora, quindi se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Vedi che io sto muto perché altrimenti te la rovino, perché è una bella voce. Di nuovo in dialetto tutte insieme, vai Sandra. Se questa è l'ultima canzone e dopo la luna la scioperà, sarò le a di che tacanet al set,
che riami alla musica. Grande Sandra, brava! Grazie, brava, grazie. simpaticissima. Va bene, noi tra pochi giorni andremo a Sanremo a far cantare la gente là, vediamo chi becchiamo, speriamo di divertirci. Vengo anch'io. Vieni anche tu, Dai. vieni, sul palco dell'Ariston. Magari. Grazie, salutici i tuoi bambini, tutta Castelmella. Un abbraccio a Perfetto. voi, Centro Anch'io Speciale Sanremo qui da Ottica Renzo. Ciao! Ciao. Canteremo